Mi hanno telefonato i carabinieri annunciandomi che c'era stato purtroppo una seconda esplosione, probabilmente un piccolo ordigno esplosivo artigianale che è scoppiato alle 2 di notte in una zona molto centrale fra Viale della Vittoria e via Carducci. La città della Vittoria ancora una volta nel mirino degli attentati. Dopo le 4 bottiglie incendiarie di martedì notte, ieri un nuovo atto intimidatorio con lo scoppio di un barattolo di vetro pieno di esplosivo ai piedi di questo albero. Uno scoppio fortissimo che ha risvegliato di soprassalto i residenti in zona. Il voto è stato enorme, no? Però è stato veramente fortissimo. Subito tutti si sono affacciati per vedere cos'era successo. È spacciata mia moglie a dire il vero, ma non ha visto lei nessuno. Siamo scesi, però c'era solo il vetro dell'abitazione che era disintegrato, ma non c'erano segni palesi di bruciature. I danni peggiori al condominio e al vicino negozio di dolciumi. L'unica è che ci sono state delle piccole crepe sugli attacchi delle porte, sono caduti alcuni calcinacci. Al momento nessuna rivendicazione, anche se per gli investigatori un nesso ci sarebbe con quanto esposto nel negozio di Testa alla Strada. Esponeva il tricolore e il simbolo, il gonfalone di Vittorio Veneto, quello che sta alle nostre spalle, per festeggiare i 150 anni della nostra città e anche la riunificazione del Veneto all'Italia col plebiscito di 150 anni fa. Pista politica quindi con possibile matrice indipendentista. Diversa l'interpretazione per l'ex sindaco della città ed ora numero 1 della Liga Veneta. Qua sono frange dell'estrema extra parlamentari. A qui hanno messo il letame, qui mettono gli esplosivi, parliamo di centri sociali. Ma i centri sociali dimostrano quello che sono, hanno dimostrato quello che sono, prendiamo atto che portano il letame porta letame, ma non abbiamo problemi con quelli del letame. E quando arrivano al tritolo? Quando arrivano al tritolo allora ci penseremo, se non ci pensa lo Stato ci penserà il cittadino.